Ditemi voi. Bene, intanto benvenuti, buongiorno a tutti i partecipanti che sono qui in sala e anche chi ci sta seguendo da remoto. Un ringraziamento all'amico Marco Zecchinato che ha portato questa bella iniziativa appunto a Palazzo Ferrofini. Come sa chi ha partecipato alle edizioni degli anni scorsi, Villeggendo è giunto oggi alla sua ottava edizione e non è solo un festival letterario, ma un'occasione unica per comprendere come la letteratura non si limiti a far viaggiare tra le pagine e sulla carta, ma sia in grado di farlo in modo concreto e reale, assaporando luoghi, spazi che magari ci sarebbero preclusi o dei quali non riusciremmo a godere allo stesso modo. Nato nel 2015 ospitando i maggiori protagonisti della scena editoriale italiana nei luoghi d'arte che punteggiano il territorio veneto, negli anni il festival è cresciuto in numeri e qualità e ha consentito al patrimonio culturale e artistico della nostra regione di farsi apprezzare in modo dinamico oltre i canoni tradizionali. L'immenso patrimonio delle ville venete, i palazzi, le piazze hanno trovato un nuovo respiro facendosi palcoscenici d'eccezione per autori e nomi prestigiosi, regalando al grande pubblico la possibilità di accostarsi a loro in modo privilegiato. Il binomio tra bellezza e parola, che rappresenta il filo rosso e la cifra stilistica di questa manifestazione, non è certo una novità nel panorama degli eventi culturali. Quello che tuttavia rende unico questo appuntamento, che ci accompagnerà per oltre un mese, è il modo in cui arte e letteratura riescono a fondersi dando vita non a una semplice somma, ma a una identità nuova, in cui le parole si fanno forme, colori, immagini, mentre ville ed edifici si raccontano al grande pubblico. Proprio ieri qui in Consiglio regionale abbiamo inaugurato una mostra dedicata a Beppi Mazzotti, che svolse un ruolo fondamentale nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle ville. Credo una manifestazione come Villeggendo possa essere interpretata come occasione per far conoscere il valore e l'eccezionalità di quanto è disseminato nel nostro territorio, riallacciandosi al ruolo che le ville ebbero in passato come spazi privilegiati per creare e diffondere cultura. Poi se avete tempo fate appunto un passaggio per vedere quando Mazzotti nel 1952 fece la prima mostra sulle ville venete, che creò poi tutto quel sistema attraverso l'ente Ville Venete, attraverso anche un riconoscimento avuto a vari livelli, valorizzando un patrimonio che vi assicuro è unico a livello italiano ed europeo. Concludo con un pensiero di Italo Calvino che credo possa descrivere bene il ruolo della cultura e della letteratura e la loro straordinaria forza propulsiva nel realizzare ciò che sembra impossibile. In un'epoca in cui altri media velocissimi e di estesissimo raggio trionfano e rischiano di appiattire ogni comunicazione in una crosta uniforme e omogenea, la funzione della letteratura è la comunicazione tra ciò che è diverso in quanto è diverso, non ottenendone, bensì esaltandone la differenza, secondo la vocazione proprio del linguaggio scritto. La letteratura vive solo se si pone obiettivi smisurati, anche al di là di ogni possibilità di realizzazione. Solo se poeti e scrittori si proporranno imprese che nessun altro osa immaginare, la letteratura continuerà ad avere una funzione. Il panorama che ho visto nel programma è veramente di altissima qualità, non so quante altre rassegne di pubblicazioni e di letteratura possono vantare nomi di attualità e di contenuto come Avi Leggendo, quindi veramente complimenti per l'iniziativa. Quando possiamo come Consiglio regionale diamo spazio e megafono, se possiamo, a quello che avviene sul territorio, quindi lascio la parola a Marco Zecchinato che ha fortemente voluto questa giornata qui oggi e grazie ancora per la vostra presenza ed è sempre un piacere avervi qui a Palazzo Ferrofini. Marco. Grazie Presidente, lo ringrazio anch'io per la disponibilità e sempre presente a questi appuntamenti importanti. Voglio fare un saluto a tutte le amministrazioni, i rappresentanti delle amministrazioni presenti, saluto anche il collega Enoch Soranzo che nel frattempo ci ha raggiunto. E sono rappresentate 3 province, Padova, Verona e Vicenza, che appunto ha dato genesi a questo appuntamento ancora nel 2015. Saluto anche Gianluigi Coltri che è qui presente, che è insieme a Antonio Prando diciamo, l'organizzatore e il regista di questa operazione. E 19 comuni
circa oltre 40 eventi oramai, perché so che se ne stanno anche aggiungendo. Una rassegna che è diventata sempre più importante, che fa riscoprire il patrimonio storico-artistico, partendo da una fascia, diciamo quella a sud dell'autostrada, quindi dall'area iberica a sud, agganciando anche la pedemontana e andando poi a raggiungere anche il Veronese con Cologna Veneta, città veneta appunto che in epoca della Serenissima ha raggiunto notevoli anche sfarzi, per cui fa piacere ricevere qui oggi il sindaco e l'assessore, e andando anche a Padova. E come dicevo prima, sono presenti per le varie province gli amministratori. Fin tanto che intervengo inviterei qui i 3 rappresentanti, quindi Marco Montan, che è stato un po' il collegamento con voi sindaci per Vicenza. Chiamerei poi per la provincia di Padova, aiutami Marco, Michele Sigolotto, il sindaco, prego. E per Cologna Veneta, visto che il sindaco è presente Manuel Scalzotto, o l'assessore, come ritiene il sindaco, Francesca Vella. Perfetto, ecco, vi chiedo di essere qua vicino. Grazie, e grazie di essere qui. Ecco, ci tenevo ad averli qui perché in rappresentanza di tutti i sindaci sono le 3 figure che prendiamo come esempio per far vedere che 3 province lavorano assieme, 3 territori lavorano assieme e si trovano in un punto comune sulla cultura. Come ha detto il Presidente, è un evento importante con personaggi che portano delle anteprima assolute in queste ville, in questi borghi, ed è un modo per avvicinare sia chi è molto già vicino, comunque frequenta questi ambiti di cultura, ma frequenta anche le ville magari o i borghi, ma anche chi per la prima volta può incuriosirsi per i personaggi e anche per il tipo di iniziativa. Il territorio, devo dire, tutto il territorio veneto sta esplodendo di iniziative e questo è un pregio, è un risultato che è arrivato grazie alle amministrazioni e grazie a chi si occupa di cultura. Credo che anche i 2 anni che ci hanno tenuti fermi della pandemia, che fortunatamente abbiamo rimosso e per altri punti di vista sfortunatamente, perché magari a volte abbiamo perso anche di buono, no? Quello che abbiamo recuperato in quel periodo, però dopo 2 anni di blocco le iniziative stanno veramente diventando sistematiche sul territorio. Qualche settimana fa eravamo qua con Venezia da Terra, già avevo visto alcuni amministratori che anche lì 10 comuni si sono messi assieme, tanti eventi sempre appunto nelle ville venete. Ecco, io non voglio portare via altro tempo, siamo anche in diretta, poi avrei piacere che fosse sviluppato molto bene il tema riguardante proprio la manifestazione, cioè i vari eventi che sono sul territorio, per cui quando avranno fatto il saluto i sindaci qui in rappresentanza delle province chiamerò Gianluigi Coltri qui a presentare il programma. Vi ringrazio veramente tanto, è un piacere avere qui in regione dei sindaci, perché in fondo questa è la casa dei veneti e anche dei sindaci veneti, quindi grazie. Grazie. Sì, grazie a Marco Zecchinato e grazie al Presidente Roberto Ciambetti. Devo dire, mi è venuta a me così l'idea quando ho visto la presentazione del Festival Venezia da Terra. Ottimo festival, però mi è venuto in mente che noi abbiamo Villeggendo, ho chiamato Marco, che ringrazio, ho detto perché mettiamo insieme 3 province, perché noi abbiamo la provincia di Vicenza, che c'è l'area iberica, ma abbiamo anche la pedemontana e bassanese con Cartigliano, Zanè e Rosà, poi uniamo la zona del Padovano, Michele la chiama Bassa Padovana, però non voglio che si offendano il Padovano, ma anche i Colli Ugani. Io sono sempre stato un fautore dell'unione Colli Iberici Colli Ugani, che secondo me abbiamo una grande potenza insieme. Più abbiamo sicuramente i comuni Celonigo, che ringraziano anche il sindaco e tutti quanti gli amministratori, e il Veronese Cologna Veneta. Quindi ho detto, quale evento? Qua noi oggi portiamo in Regione Veneto il cuore del Veneto, perché se voi mettete insieme, noi siamo proprio la parte centrale, quindi siamo proprio il cuore del nostro Veneto. E quindi è bello. Questo binomio arte e cultura secondo me è vincente, perché devo dire, io come castagnero personalmente è il secondo anno e seconda edizione che faccio. La faccio su una villa veneta che è ai piedi dei Colli Iberici, quindi dal punto di vista turistico perfetta,
e uniamo arte e cultura, ma anche enogastronomia, perché la mia villa è sede di una cantina e quindi alla fine si mette insieme anche questo. Quindi davvero, tant'è che la mia villa gli è piaciuto, con Villegenda hanno dato il là, loro fanno ogni settimana gli aperitivi letterari e sta dando successo, voglio dire. Quindi io credo tantissimo su questo connubio di più arti, arte, cultura ed enogastronomia che secondo me possono portare i turisti nel nostro Veneto col cicloturismo, la Treviso Stiglia Ciclabili e tutte quelle ciclovie che stanno partendo. Quindi grazie davvero Marco di averci ospitato, perché devo dire, io ho fatto perché posso dirvi che mettere insieme 21 comuni di 3 province a ritrovarsi a Venezia è sempre difficile, ma ringrazio Marco per l'ospitalità. Grazie ancora. Sì, io sono Michele Sigolato, sono sindaco di Borgo Veneto, che è nella zona sud della provincia di Padova, è un comune nuovo, è il più giovane della provincia di Padova, nato dalla fusione di 3 piccoli comuni. È un piacere per me essere qui oggi, ringrazio Marco che ci ha un po' uniti su questo momento, ma anche Villeggendo che in questo circuito che va oltre i confini territoriali, mettere insieme 3 province con la cultura penso sia molto importante. Quindi veramente la sede dove vengono fatti gli eventi è la sede municipale di Borgo Veneto, che è una villa veneta del Settecento, ben restaurata con un intervento conservativo importante. Quindi per me è un onore, è il primo anno che ci siamo, spero di esserci ancora, anzi sicuramente perseguiremo questo circuito. E ringrazio anch'io il consigliere Zecchinato, ringrazio anche Enoch Soranzo, rappresentanza della provincia di Padova, che è sempre vicino anche al nostro territorio. E ripeto, la cultura ha unito 3 province in modo semplice ma determinato. Grazie a tutti per il bel momento. Insomma. Grazie Michele. Buongiorno a tutti, sono Manuel Scalzotto, sindaco di Colonia Veneta. Mi scuso per la mascherina, è un tema legato a un intervento che ho dovuto subire, quindi è un problema di dignità più che di salubrità. Sono qui accompagnato da Francesca Vella, il mio assessore alla cultura. Io innanzitutto saluto le care colleghe e i cari colleghi sindaci e poi ringrazio naturalmente il consigliere Zecchinato, ringrazio e saluto anche il consigliere Soranzo per la presenza. Sono onorato di partecipare qui perché, guardate, molto semplicemente il compito del sindaco, dell'amministrazione, è quello di promuovere il progresso delle proprie popolazioni, sotto tutte le declinazioni economico, sociali, culturali. E questa iniziativa è un'iniziativa stupenda perché ci dimostra che l'unione fa la forza. È difficile per un comune come Colonia Veneta avere certe firme importanti. Così facendolo siamo riusciti a ottenere quelle firme che di solito vanno a Verona, a Padova, a Vicenza o nei comuni più dotati. Invece così è perfetto e c'è uno scambio anche con loro stessi che si portano a casa il vero Veneto. E per me quindi è una grande soddisfazione da amministratore. Io sono un abbonato ad alcune riviste letterarie che leggo, ho questo difetto e quindi anche da utente e fruitore sono particolarmente grato per questa iniziativa. E perdonatemi, ma io sono solo la firma. Chi veramente ha lavorato e ci ha visto dentro è stata il mio assessore Francesca Bella, trovo corretto che sia lei a portare un po' il saluto di Colonia Veneta e l'adesione a questa iniziativa meravigliosa che l'anno prossimo spero sia in crescita. È un augurio. Grazie, scusate. Grazie, Grazie Manuel, buongiorno a tutti. Sì, in effetti è stata Cologna che ha cercato Villeggendo, non è stato il contrario perché evidentemente ci abbiamo visto dentro, secondo me è un'iniziativa al di là insomma della taratura culturale in grado proprio di far rete, è una cosa importantissima. Noi comuni piccoli diciamo, no? Talvolta facciamo fatica ad arrivare economicamente come ha già detto il sindaco, però questa è una formula che ci permette veramente di essere forti e impattanti perché comunque ha un seguito. Villeggendo, io immagino che abbiate avuto grandi soddisfazioni anche voi nei vostri comuni ed è gratificante. Quindi io posso solo che ringraziare chi ha organizzato, ringrazio anche Antonio assolutamente e ringrazio anche voi chiaramente per averci ospitati qui in Regione. Allora adesso lascerei la parola a Gianluigi Coltri che così ci racconta come è nato anche questo festival proprio brevemente e poi anche si illustra il programma. Prego. Grazie, scusa. Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui insieme con voi, tutti insieme tra l'altro, che per il passato non era una cosa così semplice, vuol dire che la Regione è servita a mettersi anche un pochino più insieme. Vi porto i saluti di Antonio Prando perché è lui l'anima, il fondatore, il presidente di Villeggendo. Con il tempo però la squadra si è anche un pochino allargata e oggi c'è anche uno staff, insomma, che si occupa e si preoccupa che tutto funzioni bene. È un percorso Villeggendo, un percorso già perché è un festival itinerante che ci fa impazzire letteralmente, perché si tratta di mettere insieme le esigenze di tutti, dei comuni ospitanti, dei proprietari delle ville, degli autori, delle case editrici, cioè impossibile far andare tutti d'accordo. Ogni volta è una chimica difficile da mettere insieme, però alla fine sembra proprio funzionare, insomma, almeno ce lo dicono gli spettatori, quelli che ci seguono di volta in volta quasi ogni sera. Perché ci sono persone che letteralmente si gustano il festival dall'inizio alla fine, nell'arco di 2 mesi. No? Ecco. Però mettere insieme tante esigenze non è facile. Questo porta anche magari a qualche momento di tensione o di incomprensione. Anche perché la formula del festival è quella di dare voce a tutte le tendenze in atto nella cultura. Per cui faccio un esempio concreto immediato di questi giorni di come ospitiamo autori che hanno sulla stessa questione visioni differenti. Ieri sera era a Lonigo il professor Gianfranco Pasquino, politologo, che ha delle idee molto chiare su come sta andando la guerra russo-ucraina, ma domani sera avremo a Sossano Nikolaj Lillin, che invece ha una visione nettamente diversa rispetto a quella del professor Pasquino, ciascuno con le proprie motivazioni, ciascuno con il proprio libro. Una cosa bella che notavo, che ricordavo dell'autografo che ci ha lasciato, lo nomino di nuovo il professor Pasquino, e qui veniamo dalla parte degli autori, è: mi chiamate ancora, vero? Cioè, questa è la grande soddisfazione che come Villeggendo abbiamo, che non solo per la confluenza di comuni, anche di sponsor, sempre più difficili da trovare, ma allora i comuni hanno dato una mano in tal senso anche appunto a rafforzare le risorse economiche, perché il festival è gratuito, non facciamo pagare il biglietto e non intendiamo farlo pagare. Gli autori però sanno che trovano un pubblico sempre vario, molto curioso e numeroso, perché è capitato anche a me, girando altre rassegne, non per copiare ma comunque per confrontarsi, di vedere che non sempre la partecipazione è così vivace e ampia, perché capita magari l'autore meno conosciuto, l'emergente, magari bravissimo, però che non ha quella evidenza televisiva che hanno altri. Ecco, questa è anche un'altra di quelle cose che rendono un po' difficile tutto il nostro percorso. Però nel tempo abbiamo capito noi come proporci, anche le amministrazioni, anche i proprietari di ville comprendono quelle che sono le nostre difficoltà o anche l'ampiezza della nostra offerta, che quella soddisfazione poi è che cominci con una serata un anno, poi ne fai 2 l'anno dopo, poi ne fai 3 o anche 4, quello che sta succedendo con molti di voi, insomma, no? E se penso a quando siamo partiti e come era difficile anche far dialogare le amministrazioni dell'area berica, beh, insomma, consentite, è anche una soddisfazione per tutti noi. La viralità positiva, avete ricordato il Covid, no? La viralità positiva è stata questa invece, che partendo da pochi comuni nelle primissime rassegne, questo perimetro si è allargato e ci sono appunto amministrazioni che ci hanno cercato loro quando eravamo noi prima a cercarle, e in un dialogo sempre più stretto, dove si cerca appunto nei limiti del possibile di ottemperare alle esigenze di ciascuno. Quest'anno abbiamo introdotto l'app perché siccome il calendario è sempre mobile, perché c'è l'autore che si ammala, c'è quello che ha l'imprevisto, possono esserci tante motivazioni assolutamente indipendenti dalla buona volontà delle persone. Ma con l'app invece c'è l'aggiornamento in tempo reale sugli eventi che possono subire magari qualche modifica perché il tempo magari non ci assiste e allora abbiamo il piano B in ogni caso, no?
la Barchessa piuttosto che il teatro, piuttosto che altre location, perché nello sforzo organizzativo ci sta anche questo. Comunque sentirvi soddisfatti, voi amministratori, noi soddisfatti come organizzatori, gli autori e anche il pubblico, credo insomma che questo anche alla luce delle prime puntate di quest'anno del festival, che hanno visto veramente una partecipazione molto numerosa, insomma ci tranquillizza su come andrà. Ogni volta è una lotteria, perché se ci fosse qua Antonio Prando, adesso ripeto, questa è l'ultima edizione, basta, non posso più, troppa fatica, troppi problemi, troppe cose, eccetera. Io mi auguro che sia collegato, per cui stamattina nelle raccomandazioni non sta a nominare, lascia stare, tanto è l'ultima edizione. Vabbè, è l'ultima edizione di quest'anno, poi in verità ci piacerebbe che il brand girasse anche nell'arco dell'anno. E allora cito una cosa che prima mi ha fatto venire in mente proprio l'assessore di Zanè, che non era in elenco ma c'è nell'elenco, quello ufficiale. E cioè che nascono delle collaborazioni. Allora abbiamo fatto con il comune di Montagnana, con il comune di Noventa, 2 eventi collegati, cinematografici, collegati al Festival del Cinema Nuovo di Bergamo, che tratta film e disabilità, perché questo concorso internazionale prevede la partecipazione di corti cortissimi dove gli attori sono disabili, a vari livelli, a varia gravità, eccetera, con delle opere bellissime, che però restavano sempre nel circuito, soprattutto lombardo, il perimetro lombardo. Il marito di una delle autrici che abbiamo ospitato è presidente di questa fondazione, ma perché non facciamo qualcosa insieme? Poi loro sono ospiti al Teatro Donizetti a Bergamo dal sindaco Gori, che è stato ospite di Villeggendo, e allora la rete si allarga e nascono anche nuove iniziative. Per cui questo ci piacerebbe, al di là di quello che dice Brontola Antonio Prano, e cioè che ci fossero anche eventi durante l'anno in cui Villeggendo porta le sue competenze, le sue conoscenze, e con le amministrazioni o con i partner che ci stanno, insomma, si possono anche costruire altre cose. Grazie ancora della vostra partecipazione e soprattutto entusiasmo. Grazie. Metto qui così si vede anche il video. Innanzitutto ringrazio Gianluigi Coltri, che ci ha dato uno spaccato di come è nato Villeggendo e di come si opera anche dietro le quinte, perché poi noi vediamo magari la presentazione, vediamo gli eventi, ma non sappiamo quello che c'è dietro. Ha toccato un tema interessante, quello del contagio, che direi proprio culturale, che sta avvenendo, e questo è positivo. E l'idea è che appunto si vada avanti e evolva anche nel futuro, quindi sia allargato anche ad altri comuni, e effettivamente questi beni culturali, che sono le ville piuttosto che i borghi, piuttosto che altri elementi storico-testimoniali, vengano valorizzati proprio con questi eventi culturali. E qui volevo fare un ringraziamento innanzitutto, oltre che appunto a tutti voi che siete l'organizzazione, anche ai proprietari delle ville, ai proprietari dei beni, perché li mettono a disposizione per questi eventi, ma anche per tante altre attività, e anche gli sponsor, perché anche il mondo imprenditoriale e gli sponsor supportano questa iniziativa. Io concludo appunto citando, spero di non dimenticare qualcuno, se no fermatemi, i comuni presenti che partecipano al festival. Quindi per il comune di Castagnaro abbiamo già conosciuto Marco Montan, sindaco; per il comune di Zanè Silvia Carollo, assessore; per il comune di Cartigliano il sindaco Germano Rachella; Rosà Elena Mezzalira, sindaco, non c'è oggi, comunque fa parte del festival; e di Barbarano Mossano Alice Poppi, consigliere, e Michela Nardone, assessore, che ho visto qui presenti; per Albettone Mattia Marin, consigliere, che vedo presente; per Sossano Enrico Grandis e Paola Vignaga, assessore, che saluto; per Orgiano l'assessore Marco Ongaro; per Agugliaro Simone Brugin, che vedo presente; per Poiana Maggiore Maria Pia Crestale; per Lonigo vedo Pierluigi Giacomello; per Teolo Raffaella Cosentino e Graziella Quagliato, vice sindaco, giusto? Per Lozza Testino non vedo presente, ma fa parte, no, c'è Nicola Ruffin, scuso;
e per Borgo Veneto Michele Sigolotto che è intervenuto prima, e per Cologna Veneta appunto abbiamo visto Manuel Scalzotto, sindaco, e Francesca Vella, assessore, presenti insieme, e Zanè, sì, che ho citato prima. Quindi ecco, io ho ritenuto di citarli perché appunto sono presenti, si sono dati da fare in questi mesi, perché come dicevo prima, per fare questi eventi c'è una lunga preparazione. Ringrazio anche gli enti che in qualche modo, comunque con il patrocinio, vi hanno patrocinato l'iniziativa, come la Regione ma anche la Provincia, e quindi io veramente voglio manifestare anche la disponibilità della Regione nell'ospitare queste iniziative, ma anche tutti noi, e vedo presente, che saluto ancora Enoch Soranzo, consigliere e capogruppo insomma di Fratelli d'Italia del Comune di Padova, perché noi siamo sul territorio e quindi vi siamo vicini, e se c'è qualcosa che possiamo fare per il mondo della cultura e per le amministrazioni ci siamo. Grazie a tutti, e quindi alla prossima, e ci vedremo a qualche appuntamento. Grazie.